mezzo banchetto, sono qui con la docente violino e con Barbara che ci prepareranno il cocktail con l'erba di San Pietro. E l'istituto come si chiama? Ciao Barbara. Salve, Giancarlo Galilei Lassio. Bene, perfetto. L'insegnante, la professoressa, lei si occupa di quale Io materia? mi occupo di laboratorio di sala e bar. Sala e bar, perfetto. Allora, possiamo iniziare con questo cocktail straordinario? Sì. Ci puoi dare anche tutti i passaggi? Sì, mettiamo lo zucchero di canna e poi aggiungiamo le foglioline dell'erba di San Pietro che si trovano tra gli scogli di Regueglia. Quindi un prodotto del territorio, è proprio Sì. tipico. Assolutamente. Quindi stacchiamo le foglioline E le andiamo a mettere dentro il bicchiere così insieme poi- allo zucchero di canna. Esatto, rilasciano anche le proprietà, giusto professoressa? Sì, hanno proprietà balsamiche, molto somigliante al finocchio, ecco, come erba, però ha tutte le sue proprietà che poi spiegheranno i nostri ragazzi dell'agrario che si sono preparati sull'argomento, perché Giustamente. chi meglio di loro? Ognuno il suo. Adesso andiamo a pestare insieme le foglioline insieme al zucchero di canna. E qui rilascia la loro balsamicità, Essenza, sì. l'essenza. Poi andiamo ad aggiungere una fettina di pompelmo. Quindi polpelmo rosa, in questo caso sì. E l'angostura. Quante gocce? 2. 2 gocce, mi raccomando, 2 gocce. Perfetto. E andiamo a pestare insieme tutto. Quindi noi stiamo proprio vedendo questa preparazione di questo cocktail di Laigueglia, possiamo dire. Grazie. Ok. Poi andiamo ad aggiungere il ghiaccio. Il ghiaccio va lasciato intero in questo caso o anche a pezzetti, è un po' a Anche gusto? pestato. Anche pestato, va un po' a gusto. Ok. E adesso andiamo ad aggiungere il ginger ale. E aggiungiamo il ginger ale. Quindi è un cocktail analcolico. Analcolico, fresco, dissetante. Ma per le persone un po' alcoliche c'è la versione che cosa si può Qualcosa aggiungere? di alcolico lo possiamo aggiungere, vodka, un distillato neutro. Però dopo, non a Noi mezzogiorno. lo proponiamo analcolico. Benissimo, aggiungiamo le cannucce. E voilà, e qualcuno dovrà fare da cavia. E a questo punto avevamo chiamato il sindaco, ma niente, quindi Toccherà a lei. toccherà a me. Davvero squisito e si Grazie. sente anche un po' di mare, è vero, assolutamente. Complimenti Barbara e complimenti a tutti. Grazie.